Ben ritrovati, buona Pasqua a tutti. In questa giornata il messaggio del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi. In questi tempi bui e difficili la speranza è nella condivisione e nel sostegno degli ultimi, come ci ricorda nella sua fragilità anche Papa Francesco. Mi auguro che possiate avere un po' di respiro quest'anno a Pasqua, che possiate avere un po' di tempo per le persone care, per le cose che amate, possiate avere un po' meno fretta, che siate un po' meno di corsa, una pausa dal lavoro, e se anche dovete lavorare, perché c'è bisogno di molti che ci aiutano a vivere anche nelle feste, che non sia troppo impegnativo, troppo faticoso, che non vi costringa a correre sempre dietro a qualcosa o a qualcuno. Mi auguro e auguro per voi e a me di avere un po' di questo respiro, un po' di respiro per vedere negli occhi le persone, per cogliere le situazioni di gioia così come sono, per non farvi opprimere da quelle di fatica e di dolore. E questo è un augurio che mi viene dal profondo del cuore, perché penso che sia un dono grande della Pasqua. La Pasqua è il momento della ripresa, della rinascita. È il momento che ci viene donato per ricordarci che noi non dobbiamo più fare nulla di fondamentale per salvare la nostra vita. La morte è stata sconfitta dal Cristo che ha donato la vita ed è risorto per noi. La paura non è la sovrana del mondo e delle relazioni, perché è stata sconfitta da quella novità, un sepolcro vuoto che ha posto tante domande, ma che continua a darci risposte. La vita è più forte della morte. L'amore vince sull'odio e sulla sopraffazione. So che possono sembrare parole vuote, soprattutto in questo periodo della nostra storia così difficile, così grigio, così doloroso, dove sembra che la brutalità e la forza, la violenza, alle volte la semplice cattiveria diventino la norma di ogni vita, di relazione tra le persone, di ritmo di vita nelle nostre città, per la soluzione dei grandi e drammatici problemi del nostro tempo. Sembra che vincano queste forze, ma non è così. Non è così perché è Pasqua, perché la verità è che la vita ha vinto sul male e sulla morte, perché è vero che siamo amati e che l'unica forza che regola davvero il destino dell'umanità è l'amore, la capacità di comprenderci, la capacità di accoglierci, la capacità di vedere in ogni persona un dono grande, di vedere in essa non solo ciò che forse ci minaccia, ma anche ciò che porta il nostro bene, vedere negli altri una persona magari ferita dalla vita, alle volte anche purtroppo violata, ma sempre con una dignità infinita perché amata di amore infinito da Dio, dall'inizio dei tempi per l'eternità. Ecco, mi piacerebbe augurare a tutti noi di non far passare questa giornata come una qualunque festività, come tante altre, per poi ritornare alla nostra vita quotidiana, di non viverla come la vigilia della gita fuori porta di Pasquetta. Tanto tutto torna come prima, almeno ci riposiamo un po'. No, sì, questo riposo sì, ma no, non la disperazione, non il pensare che è tutto uguale, non pensare che sarà la morte la fine di tutto. Quest'anno celebriamo Pasqua nel Giubileo,
Giubileo della speranza, dove Papa Francesco che ci mostra nella sua fragilità che l'umanità è grande, perché ha questo un motivo per sperare, per continuare, per andare avanti, che si può fare una grande alleanza sociale per la vita, per la speranza, che si può accogliere la vita di tanti bambini nella nostra vita, che si può tornare a essere gioiosi e giocosi e che non è detto che tutto debba svolgersi nella violenza di chi ha la voce più forte o di chi impone la propria ragione, ma è il canto e la sinfonia di tante voci che si uniscono, alle volte a fatica, ma poi in un canto meraviglioso che è l'alleluia della Pasqua. Cristo è risorto, Cristo ci dona motivi di speranza, Cristo non ci lascia da soli. Allora a voi tutti, carissimi fratelli e sorelle, che posso raggiungere attraverso questa finestra meravigliosa che mi apre Antenna 3, grazie. Grazie se vi prendete un po' di tempo, grazie se per un attimo vi fermate, vi guardate intorno, ringraziate per la vita, aiutate a farlo chi fa fatica, chi non ci riesce, chi rischia di essere abbandonato e solo. E grazie al Signore perché fa di noi un noi vero, non una somma di individui isolati, ma un popolo che insieme dice che la vita è degna di essere vissuta, che la vita vince, perché c'è l'amore del Cristo risorto. Ecco, questo è il mio augurio, questa è la mia speranza, questa è la mia gioia. Buona Pasqua. Domani, tempo permettendo, per alcuni si rinnoverà il rito della Pasquetta sulle Grave del Piave a Lovadina o in Casera a Pianezze, ma stando al nostro personalissimo sondaggio la maggioranza trascorrerà il lunedì dell'Angelo a casa, lasciando le città libere per i turisti. Vuoi chiedermi a me cosa devo fare per Pasquetta? No, cosa farai? A casa, tranquilla. Progetti per Pasquetta? Nessuno. Casa? Sì. Casa? Casa, sì. Come mai? Perché siamo anziani e perché abbiamo una casa comoda e un bel giardino. No, nessuno. Casa? Casa. C'era una volta la classica gita fuori porta, che a seconda se in pianura o in collina variava dalle Grave del Piave alle Casere in Pianezze. Riti veri e propri, come quello a ridosso del fiume che taglia in due la Marca e che ricorda come i trevigiani riuscirono ad evitare le devastazioni longobarde organizzando nella Pasqua del 1568 un vero e proprio festone di carni, di vini e di donne a ridosso del Passo Barca di Lovadina. Ma forse complice il Covid, le abitudini e forse le generazioni sono cambiate e così il momento delle grandi grigliate comuni pare essere tramontato. Lo zoccolo duro rimane la grigliata, anche se quello che non ti aspetti è che sarà quella di un cuoco che continuerà inesorabilmente a cucinare. È una grigliata con gli amici, penso, ok. Se abbiamo voglia di cucinare anche a Pasquetta, vedremo. Esatto, perché cucini tutti i giorni? Sì, per lavoro cucino, quindi se abbiamo voglia, magari cucina qualcun altro, comunque dai. Ci proviamo. Poi c'è chi sta in famiglia per dovere e per sfuggire almeno per un giorno alla politica. Da mio papà, che ha 91 anni ed è giusto andarlo a trovare, e poi vediamo anche il tempo, insomma, ecco, però da mio papà. Niente politica oggi? No, niente, relax. Per molti a Pasquetta continua la personale battaglia contro la socializzazione virtuale a favore di quella reale. È lontano da questo mondo dei social e lavoro internet. Casa in famiglia, giretto in bicicletta anche se piove, a piedi anche se piove. E poi c'è chi recupera le esagerazioni della tavola di Pasqua pronto per il secondo round la sera di Pasquetta. Ormai da 15 anni con gli amici di sempre, una pizza in compagnia con tutte le famiglie, a divertirci, a ridere, a scherzare e a parlare bene della Pasqua. In questa Pasquetta tutto sommato tranquilla c'è anche chi non dimentica lo sport. Vado allo stadio. Anche se piove? Anche se piove. Vado a vedere Genoa-Lazio. E se i trevigiani saranno rintanati in casa o saranno comunque lontani da paesi e città, chi invece vivrà una Pasquetta diversa saranno i turisti. Io avrò dei gruppi di visita e raccolta, però diciamo che Treviso sta diventando una destinazione turistica importante. Stranieri o italiani? Nel mio caso italiani, però anche il mercato straniero sta volgendo lo sguardo a Treviso, quindi siamo molto contenti.
E aumentano le richieste nei villaggi turistici e nei campeggi del territorio in vista delle vacanze pasquali. Le strutture sono sempre più sensibili alle richieste. Pasqua nei campeggi e nei villaggi turistici, aumenta il numero delle prenotazioni raddoppiate rispetto allo scorso anno e la fotografia scattata dalla Faita Federcamping sulla base delle prenotazioni e dei dati acquisiti. Ormai mancano pochi giorni all'apertura della nuova stagione 2025. Già per Pasqua avremo circa la metà dei campeggi aperti e rispetto all'estate scorsa è un numero molto grande perché la stagionalità quest'anno è sicuramente favorita. Le prospettive sono buone. L'occupazione prevista per il periodo di Pasqua è già superiore a circa la metà della capacità ricettiva, quindi la richiesta è importante e quindi ci aspettiamo un buon inizio di stagione. Crescono i turisti stranieri nonostante le limitazioni di traffico dovute alla chiusura del ponte di Lueg. I nostri ospiti sono ospiti consolidati in termini di nazionalità, noi siamo storicamente molto apprezzati dagli ospiti di lingua tedesca e da una clientela europea, c'è attenzione anche dal mercato italiano che ci sta osservando con attenzione. Le strutture sono pronte ad accogliere i turisti sempre più attratti dall'offerta open air e sensibili alla qualità del servizio, all'inclusione, alla sostenibilità. La Pasqua all'orizzonte luminoso, dichiara il presidente di Faita Alberto Granzotto. Già a fine marzo l'occupazione media acquisita dalle strutture venete aveva quasi raggiunto la metà della propria capacità, con una crescita di ben 9 punti percentuali rispetto alla fotografia scattata nel 2024. Un'ulteriore nota positiva è sicuramente l'aumento dei giorni di permanenza, complice delle crescite e lo slittamento temporale delle festività rispetto all'anno passato, con maggiori probabilità di temperature più alte a ridosso dei ponti del 25 aprile e 1 maggio. Lo sport di squadra nelle scuole, ultima lezione nei giorni scorsi per il progetto di Verde Sport con i bimbi delle primarie, protagonisti i leoni del Benetton Rugby. Alle Bindoni di San Pelaio l'ultima lezione nell'ambito del progetto Scuole Primarie di Verde Sport realizzato in collaborazione con il Comune. Bimbi di prima e seconda alle prese con istruttori e campioni del Benetton Rugby. Sono Edoardo e Luis, restano 2 bambini perché quando sono in campo sono 2 bambini, però diciamo sono cresciuti e ci diranno magari la loro esperienza. Abbiamo iniziato da bambini anche noi, ci siamo divertiti da bambini, quindi diciamo è anche nostro dovere trasmettere la passione che ci è stata trasmessa nel passato e dare un qualcosa a questi bambini affinché possano anche loro appassionarsi allo sport. Io ho giocato rugby fino quando ero 4 anni, è importante per giocare un sport quando sei giovane, non deve essere rugby, poi basket, calcio, tutto è importante per giocare qualcosa. Sono molto felice di venire qua e aiutare tutti i bambini qua, sì, per me è una cosa molto importante. Con i nostri istruttori delle 3 squadre veniamo ormai da 3 anni nelle palestre delle scuole trevigiane a insegnare loro i principi base delle nostre discipline. Abbiamo triplicato, siamo partiti 3 anni fa con 3 scuole, quest'anno chiudiamo un ciclo con 9 scuole primarie, andiamo a toccare tutti i quartieri del comune di Treviso, un grazie al comune. 600 bambini che hanno usufruito di 200 ore gratuite di pratica sportiva con istruttori professionisti che Verde Sport ha messo a disposizione. Pallavolo, basket e rugby per avvicinare i bambini alla pratica sportiva che è fondamentale per il loro benessere fisico ma anche per la loro crescita personale perché lo sport trasmette soprattutto valori molto importanti. Prossima tappa la festa finale alla Ghirada lunedì 5 maggio prossimo per una mattinata dedicata allo sport. Rugby protagonista in città. Il Comune vede positivamente l'ipotesi di partenariato pubblico-privato con la Multiutility dell'Energia A2A per la realizzazione della tribuna sud dello stadio di Monigo, da ricoprire poi con pannelli fotovoltaici. Sarebbe sicuramente una bellissima cosa, anche perché produrremo energia pulita, coprendo anche i tifosi dalle eventuali intemperie. È chiaro che è una collaborazione che bisogna fare a 3 perché lo stadio è della città, di proprietà della città di Treviso, ma sono sicuro che ci sta lavorando anche la struttura della Benetton per vedere se è realizzabile. È una cosa interessante perché non è stata fatta finora in nessuna delle coperture dei 2 stadi di Treviso e sicuramente vedremo cosa è possibile fare. In questi giorni non c'è giardino o campo che non veda passare decespugliatori o rasaerba, ma qualcuno alla soglia dei 90 porta avanti la pratica millenaria della falce.
È un suono antico che ha riecheggiato per secoli sulle nostre campagne. È l'arte di battere la falce, che ogni paese, borgo o colmello chiama alla propria maniera. Falce, simbolo della grande livella, come chiamava Totò, sorella morte di Francescana Memoria, ma fino alla meccanizzazione agricola uno degli strumenti simbolo dell'agricoltura. Oggi per lo più è dimenticata sulle aie o nei granai o fa bella mostra di sé in qualche agriturismo. Ma c'è chi, ostinatamente, porta avanti quest'arte che è di taglio ma soprattutto di preparazione. Giuseppe Giacomini, ma per tutti Beppino, alla soglia dei 90 anni non dimentica ciò che da secoli la sua famiglia gli ha tramandato. L'arte di rifare il filo, ovvero riaffilare la lama ricurva. Prima cosa si mette l'incudine, questo si chiama incudine portatile. Ecco, se che trova una posizione in modo da sia leggermente inclinato avanti. Se il terreno è tenero, cosa si fa? Si ciappa una branca d'erba così e si appassa dove c'è l'occhiello, un S, perché non sprofondi mentre batti. Piccoli segreti tramandati da generazioni che raccontano la simbiosi con la natura intorno, per un rito che ha tutti i suoi strumenti, che all'occhio inesperto sembrano invece tutti uguali. Un'incudine con un martello particolare. Ha due teste, non ha le orecchie come il martello comune che ha le orecchie per togliere i chiodi. Questo, a seconda della persona, ha due lunghezze, perché una è più stretta e l'altra è leggermente più larga, per andare a bene. Per quando si fa il tirafuori, siccome è fatto di un certo spessore, di 1,5 millimetri praticamente, è fatto d'acciaio dolce, in modo che quando si batte, se uno ci sa fare, non si rompe. E sta qui l'arte di battere la falce, il ritmo costante di colpi precisi che suonano come un antico canto nel coro dei suoni della natura. Ma tu quando hai cominciato a battere il falcino? 10 anni. Quindi 70 anni fa? Sì, di più. E chi è che te l'ha insegnato? Mio nonno, perché io mi sedevo a fianco di mio nonno che faceva il mestiere del rastrellaio e adoperava molto il coltellaccio, il ferro da cerchi e la pialla. Perché tutto quasi veniva costruito con fatica e non acquistato, e per questo il valore delle cose era decisamente diverso da oggi. E allora sta forse qui la lezione dell'ultimo battifalce, nel pregio degli oggetti modellati dalle mani dell'uomo in strumenti che hanno scandito e scandiscono il ritmo dell'umanità. La primavera porta con sé la fioritura spontanea di numerose erbe nei prati, molte delle quali possono essere usate in cucina, tra queste l'erba madre. Cestina alla mano, gli esperti cuochi contadini raccolgono veri e propri tesori nei campi. Fiorella Dal Negro, della sua passione, ha fatto un mestiere. Riconoscitrice di erbe alimurgiche che si possono mangiare, ci fa scoprire l'erba madre. Il prato è il mio orto. Quando devo cucinare qualche piatto vado nel prato. Il prato è il mio orto e raccolgo le insalate, le verdure cotte e così via. L'erba madre, detto anche Parthenium in latino, deriva da parto perché in passato veniva usata in forma di tisana perché favoriva l'espulsione della placenta alle mamme. Parthenium da parto. Le foglioline simili al prezzemolo, l'erba madre è una pianta che cresce con il sole e con l'affetto. Se a Verona si chiama erba madre, non così in tutto il Veneto. Verso Vicenza viene chiamata erba maresina perché fanno le torte che sono marmorizzate, maresina da marmo. Verso il lago di Garda la chiamano Daniel, non so il perché, noi la chiamiamo erba madre o erba amara o antremisia in dialetto, e questa pianta ha di magico che se tu la pianti distante da casa lei corre il rischio di morire perché deve sempre sentire le vibrazioni della padrona di casa.
e sicché anche nelle case contadine è sempre messa fuori dalla porta in un bel vaso. In cucina si usa soprattutto nei dolci. Io la utilizzo, preparo delle torte, tipo torta margherita con quest'erba tutta tritata fine, frittelle, detti anche tortei d'erba amara, oppure frittate, semplici frittate, si aggiunge quest'erba perché ha questo sapore un po' amarognolo che aggiunto allo zucchero è un retrogusto un po' amarognolo, insomma, è molto buona. Non solo erba madre, la primavera dona erbette e fiori spesso sconosciuti. In questo momento c'è il plantago lanceolato che si fa un pesto che ha un retrogusto di carciofo, c'è il plantago maggiore che è piatto, il tarassaco che tutti conoscono, c'è la radicchiella che sarebbe la Crepis vescicaria, ci sono i papaveri, adesso è un po' tardi, però la pianta di papavero ha il suo germoglio, è come raccogliere spinaci. E poi c'è le pratoline da guarnire i piatti, le violette, i fiori, e in questo momento c'è la sanguisorba o pimpinella, detta anche erba noce perché ha un retrogusto di noce, perché ogni erba ha un sapore, assomiglia a qualche verdura, ha sempre un qualcosa di magico che rende la natura meravigliosa. Ed ora sentiamo i cittadini, abbiamo chiesto loro quale sarà il menù di Pasqua tra fedeli alla tradizione, famiglie vegetariane e stranieri in vacanza. Tradizione, innovazione, ma per qualcuno anche un semplice pranzo come quello di tutti gli altri giorni. Sulle nostre tavole, nel giorno di Pasqua, si tende comunque a rinnovare le usanze, a preparare i piatti tipici della cucina veneta, ma non mancano le sorprese. Sa già cosa mangerà a Pasqua? In realtà no, perché vado dai miei genitori, quindi non abbiamo preparato niente quest'anno. Meno fatica, ma, esatto, sì. Ma di solito cosa li prepara? Prepariamo lasagna e dell'arrosto di solito, sì. Di dolce? Di dolce mangiamo la classica colomba. Cosa mangerete? Ancora da decidere, di preciso, siamo noi solo allora. Dolci, che cosa preferisce a Pasqua? Crostata. La crostata. Che non è un dolce tipico di Pasqua. No, però mi piace quello. E avete deciso il menù di Pasqua? No. Perché? Perché non cuciniamo. E cosa vi aspettate allora? Una Pasqua piovosa. Quindi neanche scampagnate ovviamente. No, penso. Cioè, casa. Di dolci cosa preferisce lei a Pasqua? Non vado matta per i dolci. E poi allora capretto, agnello? No, noi siamo vegetariane. Il menù di Pasqua? Non lo so ancora. È strano però, manca poco. Mia moglie, tutto dipende da mia moglie. Di solito cosa le prepara a Pasqua? Cose buone, cose buone. Il dolce è assicurato. Cosa si aspetta? Niente, un pranzo normale, normalissimo. Niente di diverso dal solito? No. Trascorrerò i prossimi giorni qui in Italia e quindi mangerò sicuramente pollo arrosto e uno dei vostri tipici dolci di Pasqua. Il menù di Pasqua, certo, pane e salame, con questo tempo una bella scampagnata in montagna, meravigliosa. Roba invernale. Roba invernale, tiriamo fuori gli sci. Di solito allora cosa mangia a Pasqua? Non lo so, bisogna decidere la moglie. Io sono per la focaccia e un bicchiere di prosecco. Però la spesa la fa lei? Io pago, lei decide. Il Teatro Mario del Monaco rende omaggio a Toti Dal Monte il 24 aprile, un galà per celebrare il 50° anno dalla sua scomparsa. La figura di Toti Del Monte è una figura centrale in tutta quella che poi è stata e che è la cultura musicale legata alla lirica. Indipendente, internazionale ma soprattutto indelebile, Toti Dal Monte, figura iconica per il Veneto non solo a livello musicale ma anche enogastronomico e culturale. In programma un galà al Teatro Mario del Monaco. Verrà celebrato il 50° anniversario dalla scomparsa dell'artista.
un evento importante in cui ci saranno dei brani legati a quella che era un po' la tradizione lirica di Toti del Monte, con delle testimonianze attive, presenti e molto pregnanti. Inserito nel progetto Oltre la Scena verrà organizzato insieme all'associazione Memoria Vocis anche dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG e dalla Banca delle Terre Venete. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta culturale di un pubblico più giovane e diversificato. Vedrà ospite il soprano Maria Grazia Schiavo, considerata una delle migliori specialiste italiane nel repertorio di pertinenza di Toti dal Monte. Insieme a lei il pianista Federico Brunello, avremo arie da Rigoletto a Lucia di Landerman e poi insieme le parole in un salotto allestito sul palcoscenico nel quale interverranno ospiti alcuni degli operatori culturali più importanti d'Italia. Era il 26 aprile del 1986 quando esplose la centrale russa di Chernobyl, in un tempo dove si torna a parlare di nucleare anche in Italia. Vale la pena ricordare quali furono le conseguenze anche nei nostri territori di quell'evento e di come si prolungarono nel tempo. Come ci racconta il servizio realizzato un anno dopo l'esplosione e che vi proponiamo nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia. Chernobyl un anno dopo e la paura continua, come quella che viene di giorno in giorno alimentata dal timore che alcuni animali siano stati nutriti con fino magnesio, per dirla in modo accessibile per tutti, con foraggi contaminati dalle radiazioni. Per fare un esempio, potrebbe anche essere stata in certi, purtroppo non quantificabili casi, disattesa la prescrizione contenuta nella circolare 37 della Regione Veneto, in base alla quale si invitavano gli agricoltori a non somministrare agli animali il fieno di primo sfalcio, ossia del maggio-giugno 86, prima del gennaio di quest'anno, e comunque a diluirlo sempre con fieno di secondo e terzo taglio. Al riguardo, i responsabili dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura allargano le braccia. Da noi interpellati non nascondono un certo imbarazzo, sostengono comunque di aver fatto sempre il loro dovere, di aver svolto opportuna e capillare opera di informazione dovunque, ma di non poter offrire nessuna sicura garanzia di ottemperanza nell'impossibilità di operare dei controlli sugli allevatori. Devono pur alimentare il bestiame, se seguono queste indicazioni che evidentemente saranno state date a ragion veduta, non dovrebbe produrre conseguenze per il latte che viene prodotto. Naturalmente la possibilità che questo non venga ottemperato può anche esserci, ma siamo oramai ad un anno di distanza. Dunque bando agli allarmismi, anche se non ci vuol davvero molto ad immaginare le conseguenze del mancato rispetto di elementari norme antiradioattività. Ma a proposito, seppur non è possibile operare determinati controlli, si può almeno sapere, a un anno di distanza, qual è la situazione in fatto di residua radioattività in agricoltura? Certe ordinanze, emesse recentemente dai sindaci della sinistra Piave, alimentano infatti la preoccupazione. Se vogliamo essere più precisi per dire che c'è ancora residui di radioattività, non lo sappiamo, perché se si tratta dello stronzio sappiamo che l'esaurimento avviene in un periodo limitato. Se parliamo del cesio si sa, almeno per sentito dire, che la persistenza è addirittura di decine d'anni, si parla addirittura di 40 anni. Ecco, sotto questo profilo, dal punto di vista pratico, non lo so se si devono prendere misure, che misure per evitare, capito, eventuali forme di inquinamento radioattivo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.